Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, diffida l'ANAS per il ripristino dell'illuminazione delle gallerie Santa Lucia, strada statale 189, un grave pericolo per gli automobilisti. Al via lavori di consolidamento al Viale della Vittoria Palazzi Crea, riqualificati le zone di via Giovanni XXIII, via Picone, via Vittorio Emanuele Orlando e della zona di via San Vito. A Realmonte messa in posa di una talea stamani dell'albero di Falcone. Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro dalla Guardia di Finanza a Palermo nei confronti di un'emittente televisiva locale. Protestano i forestali a Palermo, oltre 1000 lavoratori davanti alla sede della Regione. Riorganizzare il settore al fine di tutelare l'ambiente. Presentato stamane a Casa San Filippo il progetto didattico La Valle racconta il mito in collaborazione con le scuole agrigentine e la Biblioteca Lucchesiana. Dottorato ad honoris causa in Scienze Pubbliche e Amministrazione e la toga accademica al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri presso l'Università di Messina. Panoramica sui campionati di eccellenza e promozione, il Camarat sempre più vicino alla vetta. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi 23 gennaio giovedì. Gallerie al buio sulla strada statale 189. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, diffida l'ANAS al ripristino della illuminazione, il servizio. Gallerie al buio sulla strada statale 118. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, diffida l'ANAS al ripristino dell'illuminazione. Da diverso tempo, afferma il sindaco Cuffaro, le canne della galleria Santa Lucia sulla strada statale 118 in entrambe le direzioni risultano prive di illuminazione. È un dato di fatto che la situazione di buio totale della galleria determina la sussistenza di una condizione di pericolo intrinseca in quanto sia l'abbagliamento che l'effetto buco nero possono rendere il guidatore completamente incapace di vedere una colonna di veicoli in coda o altri ostacoli, impedendo una reazione in tempo e innescando inevitabili incidenti. A ragion veduta, continua Cuffaro, direttive europee hanno normato e disciplinato i requisiti minimi di sicurezza per le gallerie di lunghezza maggiore ai 500 metri. Da queste premesse scaturisce la protesta da parte del sindaco Silvio Cuffaro nei confronti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, ANAS, cui compete la gestione delle infrastrutture statali. Quella del sindaco di Raffadali non è una semplice segnalazione all'ANAS, in quanto si ritiene che la suddetta società risulti già a conoscenza del disagio e del pericolo cui sono esposti i vari automobilisti. Attualmente l'unica ottemperanza da parte dell'ANAS è stata quella di collocare agli imbocchi delle gallerie la segnaletica di avviso che informa gli automobilisti del pericolo galleria non illuminata. Come a dire, ora che è stata messa la cartellonistica non si rischia nulla e comunque si declina ogni responsabilità da parte della stessa azienda per eventuali vari incidenti. Non si capisce, continua Cuffaro, da cosa sia dettata l'inerzia della società ANAS, considerando che gli interventi di ripristino della funzionalità della rete statale rientrano tra le loro competenze e che questi tipi di lavori vengono finanziati con fondi derivanti da contributi versati da parte dei cittadini. In qualità di sindaco, conclude Cuffaro, al fine di tutelare l'incolumità di tanti cittadini che giornalmente attraversano le suddette gallerie, si diffida l'ANAS al ripristino dell'illuminazione delle stesse sulla strada statale 109, parliamo della strada che collega Agrigento, Palermo e Raffadali, in entrambe le direzioni entro tempi brevi, altrimenti si vedrà costretto a rivolgersi alle autorità preposte. E i consiglieri comunali Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia presentano una proposta formale al Consiglio Comunale di Favara finalizzata al ripristino e al potenziamento della linea di trasporto su gomma tra il Comune di Favara e il capoluogo di Agrigento. I consiglieri comunali Pasquale Cucchiara, Alleanza Verdi e Sinistra, e Salvatore Bellavia del Partito Democratico hanno presentato una proposta formale al Consiglio Comunale di Favara finalizzata al ripristino e al potenziamento della linea di trasporto su gomma tra il Comune di Favara e il capoluogo Agrigento.
La proposta dei due consiglieri comunali favaresi, sottolineano i firmatari, nasce da una serie di esigenze concrete che riguardano la mobilità quotidiana dei pendolari, il turismo e in particolare la carenza di collegamenti nel pomeriggio e la mancanza di servizio nelle giornate di domenica. Al momento Favara è uno dei comuni della provincia di Agrigento non collegati con continuità al capoluogo, una situazione che si aggrava nei periodi di maggiore afflusso turistico come la stagione primaverile ed estiva. La nostra proposta vuole rispondere a una doppia necessità, affermano Cucchiara e Bellavia. Da un lato potenziare il servizio per i cittadini di Favara, che sono penalizzati da un trasporto pubblico inadeguato, e dall'altro contribuire a valorizzare il flusso turistico nell'anno di Agrigento Capitale della Cultura 2025. L'accesso facile e continuo alla città di Agrigento è fondamentale per garantire una mobilità fluida e accessibile a tutti. La proposta, se approvata favorevolmente, impegnerà l'amministrazione comunale di Favara a sollecitare l'intervento della Regione Siciliana, in particolare dell'assessorato alle infrastrutture e mobilità, per garantire il ripristino e il potenziamento della linea di collegamento su gomma, prevedendo una maggiore frequenza dei servizi e la copertura anche nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane. Diversi interventi da parte del Comune di Agrigento in merito ai lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante nord-ovest retrostante i Palazzi Crea al Viale della Vittoria, ma non solo questi, il servizio. Ad Agrigento proseguono speditamente i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante nord-ovest retrostante i Palazzi Crea al Viale della Vittoria. L'assessore ai lavori pubblici Principato, insieme al responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Francesco Vitellaro, ci parlano dell'avanzamento dei valori arrivati come promesso quasi al suo totale completamento e lo fanno con un'analisi dell'assessore Principato, che tiene a sottolineare come questo intervento, oltre a restituire sicurezza ai cittadini che risiedono in prossimità del costone, hanno creato un'opportunità di rigenerazione urbana dell'intera area, con vantaggi da subito percepiti dall'intera cittadinanza. Nello specifico, con il presente appalto sono state eseguite e concluse le seguenti lavorazioni: consolidamento e rivestimento del muro sui pali esistenti realizzato negli anni 60 in precario stato di conservazione, realizzazione del muro su pali per la definizione e la messa in sicurezza del versante tra il Viale della Vittoria e la via Giovanni XXIII, rivestimento dello stesso muro secondo le indicazioni progettuali, messa in sicurezza del banco di calcarenite tufacea posto tra la via Picone e la sottostante via Vittorio Emanuele Orlando attraverso la posa di rete metallica inghisata alla calcarenite, demolizione e ricostruzione della scaletta di collegamento tra la via Picone e la via Giovanni XXIII. Sono in corso di definizione la posa di geostuoia, la messa a dimora di nuove piante e l'impianto elettrico della scaletta di collegamento. L'intero processo di reggimentazione delle acque piovane di superficie, oltre ad assicurare la stabilità del pendio, ha consentito indirettamente di eseguire gli interventi di riqualificazione urbana, il rifacimento dei marciapiedi delle ringhiere lungo la via Giovanni XXIII, la via Picone e parte della via Diodoro Siculo, migliorando la percorribilità e la sicurezza dei pedoni. Recupero e valorizzazione dell'area adiacente alla parrocchia del Santissimo Crocifisso San Vito, trasformandola in un mero parcheggio per poche auto e uno spazio fruibile dall'intera collettività. Realizzazione di percorsi pedonali sicuri per gli studenti con nuovo marciapiedi che garantiranno un accesso agevole e protetto agli edifici scolastici limitrofi. Questo intervento non si limita alla risoluzione di problematiche strutturali, ma offre una nuova visione per il futuro della città. Questo progetto dimostra come un intervento tecnico, se ben pianificato, possa trasformarsi in una leva per la rigenerazione urbana, migliorando la qualità della vita dei cittadini e offrendo nuove opportunità di fruizione degli spazi pubblici. Si è svolta nello spazio verde adiacente l'aula consiliare del municipio della città della Scala dei Turchi a Realmonte la cerimonia di messa in posa di una talea dell'albero di Falcone da parte dei carabinieri del reparto biodiversità di Reggio Calabria. Le interviste. Noi del reparto Carabinieri Tutela Biodiversità, per
sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente, al rispetto della legalità. Consegniamo un albero, un semplice albero, ma un albero speciale, un albero che rappresenta l'albero della legalità, perché è derivato da quello che sta davanti alla casa di Giovanni Falcone. Quindi è un albero che ci fa riflettere sulla imprescindibilità di seguire una strada corretta della legalità, di non seguire mai strade sbagliate, e questo è appunto il senso. Noi veniamo qua e con la consegna di quest'albero che diamo ai ragazzi e piantiamo insieme ai ragazzi, facciamo passare questo messaggio, un messaggio importante, un messaggio per educare i ragazzi a far capire che noi dobbiamo sempre stare dal lato giusto, mai dal lato dell'illegalità. Non solo questo, ma mai stare neanche in quella zona grigia dell'indifferenza, mettersi sempre dal lato corretto, dalla parte dello steccato corretto, per far capire ai mafiosi che loro sono da soli, che noi li isoliamo, noi non abbiamo aderito, non aderiamo alle loro regole di sangue, regole di cattiveria, regole di illegalità. Noi siamo invece dalla parte giusta per creare una società migliore, una società nuova che possa vivere nella legalità e nel rispetto dell'ambiente. E siamo onorati e contenti per l'attività di stamattina in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e la scuola, l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, capitanato dalla preside Catanzaro. Io per questa attività meravigliosa, cioè la messa in posa di un albero per il futuro e per la legalità a Realmonte, nella villetta di fronte all'aula consiliare, in un luogo meraviglioso e simbolico, giacché questa è la villetta dei caduti, dove ogni anno con una cerimonia solenne vengono ricordati tanti uomini, tanti ragazzi che hanno dato il loro contributo per la nascita della democrazia, della libertà e della nazione. Questo lo facciamo con una cerimonia solenne, lo dicevo, e abbiamo pensato, in collaborazione appunto con la scuola e l'Arma dei Carabinieri, di mettere in posa l'albero del futuro e l'albero della legalità. E il seme proviene direttamente dall'albero di Falcone, e quindi ecco perché del futuro e della legalità, perché guarda all'ambiente, alla bellezza. Realmonte è un luogo emblematico perché ospita un monumento meraviglioso che è la Scala dei Turchi, insignito dal titolo di Geosito recentemente, oltre che essere candidato a diventare bene UNESCO. E dall'altra parte, ecco, è il luogo simbolo per l'intera collettività, la piazza dei caduti, l'albero della legalità in memoria di Falcone, di un magistrato che ha lottato e ha dato come contributo la propria vita in termini proprio di legalità, di libertà e di rispetto della legge. E abbiamo ospitato la scuola, i ragazzi erano qua presenti, di ogni ordine e grado rispetto all'Istituto Comprensivo Garibaldi, e hanno testimoniato con la loro presenza che c'è speranza per il futuro, per nuove generazioni sempre più consapevoli e che hanno la capacità di discernimento e sono sempre di più in questa via che noi chiamiamo bellezza, la via della bellezza, dove al centro ci sono i valori della legalità appunto e del rispetto dell'ambiente. Quindi io, come primo cittadino del comune di Realmonte, città della Scala dei Turchi, non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione e dire: viva la libertà, viva la democrazia, viva la nazione che passa attraverso appunto la legalità e la giustizia, oltre che dal rispetto dell'ambiente e della bellezza. Oggi l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte ribadisce il suo impegno a favore della legalità, a favore della difesa dell'ambiente, della nostra casa comune, attraverso questo progetto, Un albero per il futuro, un albero Falcone che è stato piantato qui nella comunità di Realmonte, che è stato tratto dai semi, dalle talee dell'albero Falcone di Palermo, di via Notarbartolo di Palermo, a ricordo sicuramente del fatto che
che l'albero diventa un momento simbolico per tutti di difesa della legalità e dell'antimafia, e anche come elemento imprescindibile per la produzione di ossigeno e il contrasto importante ai cambiamenti climatici e alle emissioni di anidride carbonica. E la Guardia di Finanza di Palermo compie un'operazione in merito a una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sequestri per circa 3,4 milioni di euro nei confronti di un'emittente televisiva locale di Palermo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto emesso dal CIP presso il Tribunale La Seda su richiesta della locale Procura della Repubblica, con cui è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di una società e del suo legale rappresentante di beni e disponibilità finanziarie per un importo di 3,4 milioni di euro. Le indagini sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Palermo e hanno riguardato i contributi pubblici a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il famoso DPR 146-2017, concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a una nota emittente televisiva locale nell'arco temporale che va dal 2016 al 2023. Nel dettaglio, all'esito degli accertamenti svolti in relazione alle istruttorie instaurate dalla predetta società, sono state rilevate significative anomalie in ordine a uno dei requisiti fondamentali per l'ottenimento delle provvidenze in parola, ossia il numero di lavoratori, compresi i giornalisti, effettivamente applicati nell'attività di fornitura di servizi e di mezzi audiovisivi. Al riguardo, dalle investigazioni è emerso che diversi dipendenti, tra cui alcuni familiari del legale rappresentante, sarebbero stati assunti in modo surrettizio al solo scopo di poter accedere alle contribuzioni pubbliche, senza in realtà prestare alcuna attività lavorativa nell'ambito della stessa emittente televisiva, ovvero svolgendo prestazioni saltuarie e del tutto marginali. Tutto ciò, secondo la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, avrebbe indotto le competenti strutture ministeriali ad autorizzare la liquidazione degli importi. La descritta e ipotizzata frode avrebbe così consentito di ottenere indebitamente contributi pubblici per oltre 4,1 milioni di euro, di cui 3,4 già erogati, oggetto del provvedimento ablativo adottato dall'autorità giudiziaria. L'odierna operazione del servizio testimonia la sinergia tra la Procura della Repubblica di Palermo e la Guardia di Finanza a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato, nella consapevolezza che il corretto impiego di fondi pubblici favorisce la crescita produttiva e occupazionale del Paese. E i carabinieri della stazione di Castrofilippo hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni sorpreso in flagranza di reato per un furto aggravato all'interno di un'abitazione. I carabinieri della stazione di Castrofilippo hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni di Castrofilippo sorpreso in flagranza di reato per furto aggravato all'interno di un'abitazione. È avvenuto ieri nel primo pomeriggio, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato un individuo uscire con atteggiamento sospetto da una casa situata in via Antonio Gramsci. I militari, dopo averlo fermato, hanno accertato che, avendo forzato una finestra dell'abitazione di proprietà di un pensionato del luogo per introdursi nel magazzino e sottrarre 3 valigette contenenti utensili da lavoro per un valore complessivo di circa 250 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo. Il giudice del Tribunale di Agrigento, Agata Genna, ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione Franco Iacono, di 77 anni, di origine agrigentina, da tempo residente nel Lazio, è imputato di circonvenzione di incapace, appropriazione indebita, sostituzione di persona e illecita detenzione di distintivi. Iacono, nell'estate del 2022, approfittando dello stato di grave disabilità psichica di una donna di 48 anni di Raffadali, spacciandosi per carabiniere e mostrando a lei e a sua madre un distintivo e una foto che lo ritraeva in divisa, ha ottenuto la consegna delle chiavi dell'appartamento della donna, trasferendosi nell'abitazione. Nonostante le intimazioni, ha rifiutato di restituire le chiavi. La denuncia, quindi il processo e la condanna.
Sbarco fantasma stamani di migranti nella zona delle Pergole a Realmonte. Sul posto giace adesso, come documenta l'associazione ambientalista Mare Amico, un barcone di legno resinato di circa 9 metri. I migranti a bordo si saranno senza alcun dubbio dileguati nelle campagne circostanti. 1000 forestali provenienti da tutta la Sicilia hanno manifestato a Palermo davanti alla Presidenza della Regione per chiedere un'azione concreta e credibile. Da anni le organizzazioni sindacali vogliono l'approvazione di una legge per riorganizzare il settore della forestale, garantendo la presenza stabile di professionisti nella tutela ambientale. Il servizio dei colleghi di Palermo. Che lavoratori che oggi sono qui, che sono tutti ultra cinquantenni e ultra sessantenni, devono scendere in piazza ancora una volta per dire al governo che fine hanno fatto. In piazza a Palermo i sindacati FACISL, FLAI CGIL e Willa Will Sicilia, che chiedono al Presidente della Regione Renato Schifani affinché definisca tempi certi per l'esame della riforma forestale in giunta. Secondo i sindacati la riforma forestale rappresenta una priorità per la sicurezza del territorio e il futuro del comparto. Dopo io 35 anni, ancora ogni anno veniamo qua a protestare per una riforma, di un cambiamento, ma ancora non si fa mai niente. Stiamo arrivando alla soglia della pensione e molti colleghi già sono arrivati alla pensione, ma ogni anno ci fanno promesse in questo periodo, però poi ci ritroviamo sempre senza niente, a mani vuote. Cosa chiedete? Chiediamo un po' di rispetto, perché ognuno di noi, io ho giocato la carriera per andare sempre dietro alla forestale e ancora dopo 30 anni, io ho 30 anni di forestale e mi ritrovo ancora precario, quindi io potevo scegliere un'altra carriera e mi sarei ritrovato a 60 anni, quasi 60 anni, con una carriera dietro, invece no. Sempre a chiedere ogni anno, ma siamo sfiduciati, quindi non ci crediamo più. Questo governo ci ha interpellati nel 2024 per elaborare un testo di riforma. Li abbiamo anche con tanti sacrifici elaborato e presentato un testo condiviso, ma purtroppo nel 2024 è rimasto lettera morta, con le solite scuse che mancano le risorse. Aspettavamo risorse dal governo nazionale che sistematicamente non sono arrivate e pertanto i lavoratori laddove erano sono rimasti, e questo è l'aspetto dei lavoratori. Poi c'è un aspetto di salute e tutela di questo territorio e non solo. Qualcuno poco fa diceva che c'è una desertificazione non solo ambientale ma anche umana nell'interno dei territori siciliani, e fino ad oggi il comparto forestale ha mantenuto sia il dissesto idrogeologico e sia lo spopolamento di questi territori, cosa che la politica non se ne vuole fare carico, preferisce dare soluzioni di rimedio quando succedono catastrofi piuttosto che prevenire. Ecco, noi chiediamo questo. E dopo la protesta, gli assessori alle politiche agricole Salvatore Barbagallo e al territorio ambiente l'agrigentina Giusy Savarino, insieme ai dirigenti del settore, hanno incontrato a Palazzo d'Orleans una delegazione sindacale dei lavoratori forestali. Hanno ribadito l'impegno del governo regionale ad attuare la riforma del settore forestale in Sicilia nella certezza della sostenibilità finanziaria. L'assessore Favarino ha affermato: abbiamo incontrato una delegazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori forestali per conoscere le loro richieste, abbiamo garantito la copertura finanziaria per un triennio, per questo motivo abbiamo convocato i segretari generali dei sindacati per il prossimo 3 febbraio per avere certezza della tempistica delle risorse con il contributo dell'assessore all'economia Alessandro Dagnino. Presentato oggi presso Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico della Valle dei Tempi, il progetto didattico a cura del Club Service Inner Well di Agrigento, dal titolo La Valle racconta il mito. Le interviste ai protagonisti. Oggi presentate un progetto interessante, ecco, ce ne parli?
Allora, questo è un progetto che è nato da un'idea di una nostra socia, la dottoressa Di Giovanni, che abbiamo abbracciato e voluto fortemente, perché intanto è un progetto che si rivolge ai giovani della nostra città, soprattutto ad una fascia di età che va tra i 10 e i 15 anni. Infatti abbiamo avuto il supporto da parte delle scuole, del liceo classico di Agrigento e dell'istituto delle scuole medie del Pirandello, che ci accompagneranno in questo percorso, perché non vuole essere questo progetto soltanto un'esperienza formativa, ma abbiamo una grande ambizione, forse, che è quella di voler assolutamente cercare di accrescere nei nostri giovani quella che è la coscienza civica. È importante proprio perché sono coinvolte le scuole, perché è un progetto che si inserisce pienamente nella politica del parco, che è quella di coinvolgimento della comunità a partire proprio dai più giovani. Lo scopo è quello di far conoscere per fare amare a tutti, ai ragazzi, attraverso i ragazzi, anche alle loro famiglie, il grande patrimonio che abbiamo avuto la fortuna di ereditare. Mi preme sottolineare che patrimonio significa che questa è roba nostra, ed è proprio questa la consapevolezza che vogliamo diffondere anche attraverso questo progetto, perché ognuno di noi si senta impegnato a tutelare, conservare e valorizzare questa grandissima ricchezza che possediamo. Anche il liceo classico coinvolto in questo progetto? Sì, siamo veramente fieri e onorati di far parte di questa avventura con l'Inner Club, che ci ha coinvolto come ogni anno, con le dottoresse Patrizia Di Giovanni e Lea Cesarani, che ringrazio. Siamo soltanto due, le scuole di Agrigento, che sono state coinvolte, e per noi appunto è fondamentale far parte di un progetto che valorizza il patrimonio artistico, archeologico e naturalmente culturale, che fa parte insomma del nostro retroterra e del nostro bagaglio culturale. Quindi siamo contenti di essere stati coinvolti e siamo fieri di far parte insomma di questo lungimirante progetto, appunto ideato dalla dottoressa Patrizia Di Giovanni, con grande competenza e con grande professionalità. I ragazzi saranno coinvolti in attività di educazione ambientale e paesaggistica, e naturalmente questo non può che essere un fiore all'occhiello nell'ambito dei progetti di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Abbiamo aderito con grande entusiasmo al progetto La Valle racconta il mito, promosso dal club Inner Will di Agrigento, perché rappresenta per le studentesse e gli studenti una preziosa opportunità formativa, ma anche occasione per vivere una esperienza significativa di cittadinanza attiva. Agrigento, capitale italiana della cultura, con il suo ricco patrimonio di beni culturali, artistici e paesaggistici, è l'esempio perfetto di come sia fondamentale un'educazione e una sensibilità particolare verso questo patrimonio da parte delle nuove generazioni. Lo studio e la valorizzazione di questo patrimonio sono importanti per promuovere una cittadinanza consapevole, perché dalla conoscenza nascono il rispetto, il senso di appartenenza, la fruizione responsabile di questi beni per garantirne la protezione e la conservazione. Nasce la memoria di una civiltà e si acquisisce anche una prospettiva più chiara su come la conoscenza del passato possa aiutarci ad affrontare le sfide del futuro. Direttore Aveni, ecco, come si sviluppa questo progetto? Questo progetto si svilupperà attraverso vari momenti, sia alla valle che dentro il museo, con l'obiettivo di riprendere i miti che sono contenuti nei nostri luoghi, e di trasmettere ai ragazzi, trasmettere soprattutto ai ragazzi la consapevolezza della bellezza, dell'importanza del posto in cui vivono, perché purtroppo
ci siamo resi conto che non tutti conoscono questi luoghi e quando li conoscono a volte non hanno la consapevolezza della loro bellezza. Ecco, obiettivo di questo progetto che credo che sia proprio quello di far sì che chi guardi questi luoghi ne veda anche la bellezza. Don Angelo Chillura, ecco, come mai questa presenza qui al parco e il vostro coinvolgimento nel progetto Inner? Certamente è un progetto che che apprezzo e che sostengo con grande piacere, perché tutto quello che serve a valorizzare, a promuovere, a far conoscere il territorio con le opere d'arte, il tesoro che noi possediamo nella nostra città, da parte mia, ma da parte della Biblioteca Lucresiana, trova sempre un grande appoggio, un grande sostegno. Sant'Agostino diceva: l'amore ti porta a conoscere e più conosci e più ti innamori. E per questo dico, queste iniziative hanno questo valore, questo significato. Far conoscere quello che in parte conosciamo, ma una conoscenza più approfondita porta a innamorarsi di quello che appartiene a questa comunità. E la Biblioteca Lucresiana fa parte di questo percorso che è stato organizzato dall'Innerwill. La Biblioteca Lucresiana è una realtà preziosa della città d'Agrigento. Linea alla regia per la pubblicità. E il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevuto ieri dalle mani della rettrice dell'Università di Messina Giovanna Spatari in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dal dottorato honoris causa in scienze delle pubbliche amministrazioni e la toga accademica. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ha ospitato un evento di grande rilevanza con l'inaugurazione del 477° anno accademico dell'Università degli Studi di Messina. La cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stato insignito del dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, un riconoscimento per il suo impegno istituzionale. La giornata ha unito la lunga tradizione dell'Ateneo con la visione verso il futuro. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di autorità accademiche, civili, militari, il presidente Mattarella è stato accolto con grande calore, simbolo di rettitudine e impegno per le istituzioni, contribuendo a creare un'atmosfera di orgoglio collettivo. La rettrice, la professoressa Giovanna Spatari, ha aperto la cerimonia con un discorso che ha messo in evidenza l'importanza dell'Università di Messina come punto di riferimento culturale e scientifico. Oggi celebriamo l'impegno per il futuro delle nuove generazioni, ha dichiarato Spatari, ricordando anche i successi dell'Ateneo, tra cui il potenziamento dell'offerta formativa e le collaborazioni internazionali. Il conferimento del dottorato honoris causa al presidente Mattarella è stato uno dei momenti più significativi. Il professor Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale, ha elogiato il ruolo di Mattarella nella difesa dei valori costituzionali, mentre la professoressa Daniela Novarese ha messo in evidenza il suo contributo al rafforzamento delle istituzioni e all'inclusione sociale. Mattarella ha ricevuto il titolo con grande emozione, accompagnato dagli applausi del pubblico. Nel suo intervento il Presidente ha espresso gratitudine per il riconoscimento e ha ricordato l'importanza dell'università come centro di formazione e innovazione. Ha sottolineato che investire nella conoscenza significa investire nella libertà e nella dignità delle persone e ha richiamato l'importanza di un'Europa unita per affrontare le sfide globali. Si afferma frequentemente che l'Unione Europea si è costruita e si costruisce e procede nei momenti di crisi e di emergenza. Questo in parte è certamente vero. In tempi recenti la crisi finanziaria e la pandemia sono state l'occasione per compiere scelte coraggiose, superando concezioni arretrate dell'Unione e insieme concezioni miopi dell'identità e dell'interesse nazionale. Questa pur positiva attitudine non appare tuttavia più sufficiente. Il tornante della storia che stiamo attraversando richiede trarre le dovute conseguenze dalla consapevolezza che gli Stati europei singolarmente non sono in grado di fornire risposte adeguate alle grandi sfide del presente. Nel marzo 2017 sono stati celebrati a Roma i 60 anni della firma dei trattati originari dell'Unione. In quell'occasione, rivolgendo un saluto ai capi di Stato e di Governo presenti, mi sono permesso di dire
che i paesi dell'Unione si distinguono in due categorie, i paesi piccoli e quelli che non hanno ancora compreso di essere piccoli anch'essi. Siamo soltanto uniti, gli Stati dell'Unione. La cerimonia di inaugurazione del 477° anno accademico resterà nella memoria collettiva come un momento di celebrazione della cultura, della conoscenza e dei valori che l'Università di Messina continua a promuovere in un impegno costante verso il futuro. E sentiamo ora la rettrice dell'Università di Messina, Giovanna Spatari, sull'inaugurazione del nuovo anno accademico, sempre i colleghi da Messina. È un percorso straordinario quello del professore prima e presidente poi Sergio Mattarella. È un uomo che ha portato avanti con un impegno infaticabile l'esaltazione dei valori democratici, la promozione del bene comune. Quando un Presidente della Repubblica fa visita a un ateneo, questo rappresenta sicuramente il legame delle istituzioni al mondo della cultura, che poi è volano anche di crescita economica e sociale per il territorio. Vi sentite anche una responsabilità maggiore, vista per l'appunto la presenza del Presidente della Repubblica in una università sempre più aderente ad un territorio, chiaramente non solo Messina, punto di riferimento per la Sicilia e per parte della Calabria? Assolutamente sì, direi anche nello spirito della conferenza di Messina sempre più punto di riferimento dell'area euro-mediterranea, come testimoniato anche dalla presenza di molti giovani stranieri che decidono di frequentare quest'ateneo, che liberamente lo scelgono. Per quanto riguarda le novità invece dell'ultimo anno, insomma, c'è qualche anticipazione anche che si può dare per quanto riguarda questo percorso di crescita dell'università? Ma intanto l'università consolida con oltre 25.000 studenti la sua posizione. Quest'anno sono stati aperti nuovi corsi di laurea, alcuni dei quali in lingua inglese. Cercheremo e ci sforzeremo di ulteriormente ampliare l'offerta formativa, sempre con uno sguardo al territorio. Il suo messaggio di oggi agli studenti? È che siano artefici di un cambiamento, che siano capaci di trovare risposte, ma che sappiano anche porsi le domande. Inaugurata la nuova sede della delegazione dell'Automobile Club di Agrigento, situata a Favara. L'evento è stato accolto con entusiasmo dalla comunità locale, ampia la partecipazione. Il servizio. Inaugurata la nuova sede della delegazione dell'Automobile Club di Agrigento, situata in via 4 novembre a Favara, l'evento è stato accolto con entusiasmo dalla comunità locale, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti dell'Automobile Club e delle istituzioni locali. Presenti alla cerimonia il presidente dell'ACI di Agrigento, l'avvocato Salvatore Bellanca, la direttrice Giuseppina Danile, l'account manager ACI Italia Giuseppe Mannello. Durante il loro intervento i rappresentanti hanno sottolineato l'importanza di questa nuova struttura che si propone di essere un punto di riferimento per i cittadini di Favara e dintorni, offrendo servizi di qualità legati alla mobilità e alla sicurezza stradale. Durante la cerimonia il presidente dell'ACI Bellanca ha espresso grande soddisfazione per l'apertura della nuova sede, sottolineando l'importanza di estendere i servizi dell'ACI a un numero sempre maggiore di cittadini. La nuova sede rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento della nostra presenza sul territorio, è un segnale concreto del nostro impegno verso la comunità locale con l'obiettivo di offrire servizi di qualità e promuovere la sicurezza stradale, questo quanto affermato dall'avvocato Bellanca. Siamo impegnati a garantire che ogni cittadino possa accedere facilmente ai nostri servizi, contribuendo allo sviluppo della cultura automobilistica e alla promozione della sicurezza stradale. La direttrice Giuseppina Danile ha aggiunto che questa nuova delegazione rappresenta un punto di riferimento per gli automobilisti della zona che potranno contare su un supporto efficiente e professionale. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura e di essere vicini alle esigenze dei nostri soci. L'account manager del territorio ha illustrato i servizi disponibili presso la nuova sede ACI di Favara, che includono assistenza amministrativa, consulenza sulla sicurezza stradale, la gestione delle pratiche automobilistiche. Il nostro obiettivo è rendere l'ACI sempre più accessibile e capillare sul territorio per rispondere tempestivamente alle richieste degli utenti.
Ha affermato che l'apertura della nuova sede rafforza l'impegno dell'Automobile Club di Agrigento nel migliorare i servizi e la vicinanza ai propri associati. Gabriele Russotto è stato appena nominato nuovo coordinatore di Forza Italia, Giovanni Sciacca, e afferma: apprendo con infinita soddisfazione di essere stato nominato coordinatore cittadino giovanile di Forza Italia. Ringrazio il coordinatore provinciale giovani Calogero Contino, gli onorevoli Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvola e il segretario cittadino Mario Turturici per aver investito sulla mia figura politica. Il mio impegno per risolvere i problemi del nostro territorio continua con la passione che ho sempre messo e che metterò anche questa volta. Cercherò, insieme alla mia squadra e ai colleghi dell'intero partito di Forza Italia, di raggiungere risultati che prefisseremo. Avrò modo di dimostrare insieme a tutto il gruppo del partito che le cose si possono realizzare non solo a parole e programmi scritti, ma soprattutto con i fatti. Sicindustria lancia un progetto di internazionalizzazione rivolto agli imprenditori che investiranno in Africa, continente dalle 1000 risorse. Creare nuove opportunità per le imprese siciliane che vedono nel continente africano un naturale sbocco geografico. L'incipit arriva da Sicindustria, che da anni persegue con l'internazionalizzazione obiettivi di crescita per le aziende dell'isola. Il continente africano e le sue 1000 risorse hanno da tempo attratto investitori da tutto il mondo. La Cina ha creduto nell'Africa già da anni. Io sono convinto che la genialità e la straordinaria professionalità delle imprese e degli imprenditori italiani e con queste nuove risorse potrà certamente recuperare questo gap, e poi sicuramente una riflessione più generale è quella che noi non siamo concorrenti dei grandi mercati, dei mass market o delle potenze mondiali quali ad esempio quelle che lei ha citato, Cina e Russia, ma noi invece siamo una realtà che nella sua specialità e nella sua particolarità può fare la differenza in tanti settori. Ieri abbiamo fatto ad esempio un incontro con la società che gestisce diversi porti nello stato dell'Oman, e quindi da questo punto di vista credo che ci siano imprese italiane e siciliane che già nei mercati africani hanno iniziato ad attuare investimenti davvero importanti. L'Africa oggi viene vista come un continente di opportunità in cui si guarda con uno spirito non più semplicemente paternalistico, ma di cooperazione. Questo rientra all'interno di un piano di azione, si chiama il piano Mattei, fortemente voluto tra l'altro dal governo Meloni, che oggi arriva ad un anno dalla sua realizzazione, quindi sicuramente adesso l'approccio è un approccio di sguardo verso l'Africa come luogo dove attingere sicuramente risorse e opportunità per crescere entrambi. L'Africa è un territorio per noi prioritario in linea con il piano Mattei. Abbiamo messo in campo una misura appunto, che si chiama appunto proprio potenziamento mercati africani. È una misura a sostegno di tutte quelle aziende che vogliono investire e sviluppare il proprio business in Africa. Sono finanziamenti in particolar modo con condizioni molto vantaggiose, parliamo di un tasso di interesse dello 0,5, esenzione completa della garanzia, piuttosto che un fondo perduto riservato al 20% a tutte quelle aziende che hanno una sede operativa al sud. Passiamo allo sport con questo servizio curato da Carmelo Lentini relativi ai tornei di eccellenza e promozione che vede il Camera sempre più in alto. Nel campionato di eccellenza vincono tutte le squadre di testa. Il Città di Gela supera l'Ostico Don Carlo Misilmeri per 2-1. L'Athletic Club Palermo espugna il rettangolo dell'oratorio Marineo, mentre l'Unità Sciacca sconfigge di misura 2-1 il quotato San Giorgio Piano. Una delle reti è stata segnata dall'ex gregantino Alfonso Cipolla. Questi risultati di fatto consentono a tutte quante di allungare in classifica generale, specie la compagine Saccense che stacca di ben 6 punti la quarta in graduatoria. Il prossimo turno sarà un impegno importante per l'Unitas che affronta in trasferta la Parma Valle nell'anticipo del sabato. Il Città di Gela sarà ospite del Castellammare, mentre l'Athletic Club Palermo sul proprio campo riceve il San Vito Lo Capo. Una domenica tutta da vivere. Nel torneo di promozione Girone C, l'Aragona vince 6-1 con il San Pietro.
grazie ad una quaterna di Peppe Gambino e vola così in terza posizione. Il capolista Camarat supera 3-0 il Villarosa San Sebastiano e porta a 3 i punti di vantaggio sul Giarre, quest'ultimo fermato dal Santa Venerina sul risultato di 3-3 e per giunta tra le mura amiche. Il Casteltermini si arrende al Serra di Falco per 2-1, mentre il Gemini ha osservato un turno di sosta. Il prossimo turno il Camarat potrebbe allungare in vetta giocando fuori casa sul campo del San Pietro, mentre l'antagonista Giarre sarà impegnato nel derby con Riposto. L'eccellenza a questo punto non è un miraggio. Per quanto riguarda le altre agrigentine, l'Aragona gioca a Nicosia, il Casteltermini in casa con il forte Santa Venerina, mentre il Gemini ospita il Serra di Falco. Assolutamente sì, buonasera. Le partite non sono mai facili, non sono mai scontate. Affrontare l'ultima della classifica, ripeto, non è mai semplice. Se l'approcci male poi devi correre ai ripari. Noi l'abbiamo interpretata bene, abbiamo lavorato bene in settimana come facciamo spesso, come facciamo sempre. Fortunatamente l'abbiamo sbloccata subito e poi ci siamo un po' lasciati andare con i 6 gol. Però ripeto, non è così scontato nel calcio. Sì, ce l'abbiamo lì, ma noi lavoriamo e pensiamo partita dopo partita, anche il bel passo di ieri quando abbiamo Santa Domenica Vittoria. Diciamo che ogni partita è una finale, ci mancano le restanti partite che ci mancano saranno tutte delle finali. Io devo fare non posso fare altro che fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono dei grandi professionisti. Si impegnano, anche la società ci sta sempre vicino, anche nei momenti di sconforto la società non ci abbandona mai, ci sta sempre vicino, ci dà sempre una pacca sulle spalle e noi lo facciamo per la città, per la società e per noi stessi, perché ce lo meritiamo. Sì, Giuseppe oggi ha fatto 4 gol, però dico, al di là dei gol che Giuseppe sta facendo quest'anno, io gli devo fare complimenti perché sta giocando veramente il 100% del minutaggio disponibile. Questo vuol dire che il ragazzo sta bene, si allena con grande professionalità insieme a tutti i suoi compagni che lo mettono comunque nelle condizioni di poter mettere la palla nell'oro la domenica. Siamo molto contenti, la vittoria di oggi era salutare anche da un punto di vista psicologico perché venivamo da 2 sconfitte consecutive, quindi avevamo bisogno di riprendere un po' di fiducia, un po' di morale. Sì, ma come le altre, perché come si vede la classifica è ancora abbastanza corta tra quella che è diciamo la terza posizione e la penultima, la terzultima, quindi c'è una differenza, sono veramente pochi punti, per cui ogni gara è fondamentale, noi cercheremo di approcciare le prossime partite con grandissima determinazione, siamo consapevoli dei nostri mezzi e siamo convinti che ci toglieremo ancora delle belle soddisfazioni. Lo ricordiamo, qualora tra la seconda e terza in classifica la differenza dovesse essere 10 o più punti non si disputeranno diciamo, le gare di playoff. Però ecco, noi dobbiamo fare il nostro, poi evidentemente il 7 aprile tireremo le somme, ma noi dobbiamo fare il nostro percorso. Venite allo stadio e forza Aragona. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi della nostra emittente si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, perché alla Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi possono essere visualizzati sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.